Amici e amiche della Lega Nazionale Dilettanti, buongiorno dallo stadio Francesca Gianni di Roma. È tempo di finalissime playoff qui a Roma. Oggi 4 squadre scenderanno in campo, solo 2 però avranno diritto ad accedere alla Serie B 2026-2027, mentre le altre 2 saranno costrette a giocare ancora in Serie C femminile. Tra poco entreremo nel vivo di questa prima finale, Moncalieri contro Orobica Bergamo. Prima però siamo stati a bordo campo per ascoltare i 2 tecnici delle rispettive squadre. Eccoci con mister Franco Senioli, tecnico del Moncalieri. Mister, una bella stagione, oggi però bisogna coronare questa stagione, bisogna mettere la ciliegina sulla torta. Come si gestiscono 90 minuti che decidono una stagione intera? Ma io penso che ormai queste partite vanno preparate, sì, ma ormai quello che hanno dentro, le ultime forze, le ultime energie comunque di un'annata lunga, intensa, oggi ci siano, quindi ci giocheremo questa partita con tutte le armi che abbiamo, consapevoli comunque di essere una squadra forte, una squadra che ha fatto un percorso importante e quindi siamo pronti a questa partita. Che Moncalieri vedremo oggi in campo? Ma il solito Moncalieri aggressivo, che ha diverse soluzioni, ma soprattutto che gioca a palla, quindi sicuramente noi siamo una squadra tecnica e speriamo di poter fare una partita degna della stagione che abbiamo fatto. 56 punti in Serie C nella regular season, nessuno come voi penso sia soddisfatto. Sì, molto soddisfatto, tenendo presente che comunque questo era il mio primo anno nel femminile e non pensavo veramente di raggiungere un traguardo del genere, ma il merito va soprattutto alla società, al mio staff e alle ragazze che hanno fatto veramente un percorso importante ed emozionante. In bocca al lupo. Grazie. Grazie ancora. Con mister Marini, mister, ci siamo, è il momento della finale, una stagione costruita per arrivare qui. Le chiedo come arriva la sua squadra a questo appuntamento. Sì, buongiorno a tutti, una stagione fatta per arrivare qui, fatta dopo una rinascita difficile per noi, però tutto quello che è stato compiuto è stato fatto con il sogno di arrivare qui, le ragazze sono molto consapevoli e abbiamo proprio tutta l'intenzione di arrivare in fondo. Le chiedo, la stagione passa soprattutto da questo appuntamento, ma le chiedo ovviamente di dare anche un voto alla stagione che vi ha viste comunque prima, in regular season, è stata una stagione importante la vostra. Sì, anche il Moncalieri ha fatto più o meno la stessa stagione e devo dire che è forse l'avversario migliore che potessimo incontrare per concludere al meglio la stagione. Quello che penso dall'inizio è che dovevamo vincere il nostro girone. Così è andata, siamo andati bene anche col Nova Alba, ovviamente oggi sarebbe il coronamento di tutto. Troveremo delle sorprese in campo o sarà la solita forte Orobica? Forte vedremo, le sorprese, qualche accorgimento sicuramente, perché il Moncalieri appunto è una squadra molto forte, soprattutto in attacco, ha dei numeri notevoli e quindi sicuramente qualcosina abbiamo studiato, però grosso modo il nostro trend e i nostri principi restano quelli. Bocca al lupo. Grazie Crepi, grazie. Passiamo mesi, giorni e ore a fare calcoli, a capire le combinazioni, i risultati giusti per fare un salto di classifica oppure per avere un posto in più, in avanti, indietro. Facciamo davvero 1000 calcoli ogni giorno, ogni mese, ma poi alla fine arriviamo sempre a queste finali qui dove 90 minuti o forse qualcosa in più ci consegneranno una delle 2 promosse in Serie B. Amici ed amiche della Lega Nazionale Dilettanti, buongiorno dal Francesca Gianni di Roma. Tra pochissimo in campo Moncalieri e Orobica Bergamo si giocano il primo posto in palio di questa lunga giornata di calcio femminile per la Serie B 2026-2027. E allora buongiorno da Giovanni Saeli, ringrazio subito in coordinamento Vitalo Cantore e alla regia Andrea Puleo, ci accompagneranno e ci guideranno durante questa lunghissima giornata di calcio femminile che sempre anno dopo anno continua a crescere, continua a regolare spettacoli come quelli di oggi.
una tribuna praticamente piena, quella della Francesca Gianni, a confermare come il movimento femminile sia in continua espansione, in continua crescita. E beh, vedere una tribuna piena per una partita, una finale di Serie C, sicuramente ci dà segnali importanti, segnali confortevoli, e ci fa capire che il calcio femminile sta ormai arrivando a livelli altissimi. Tra pochissimo Moncalieri e Orobica Bergamo, il girone A, la vincitrice del girone A contro la vincitrice del girone B, una partita sicuramente divertente, una partita che sicuramente saprà regalarci le emozioni giuste, le emozioni che ci aspettiamo qui, come dicevamo, in un Francesca Gianni praticamente sold out. Da una parte il Moncalieri, girone A, ha praticamente dominato il primo girone della Serie C femminile, 18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 86 gol fatti con solo 21 subiti, una vera macchina da guerra quella del tecnico Semioli, che ha dominato il girone A, è stata capace di liquidare 2-0 la Salernitana in semifinale, in gara secca, ed ora si ritrova davanti un Orobica Bergamo che ha il diritto di sognare con 55 punti, appena una sconfitta in campionato, 50 gol fatti, 12 subiti. Sono due squadre che si assomigliano, sono due squadre che sono state costruite per vincere questa categoria, ed allora 90 minuti dividono Moncalieri e Orobica per raggiungere quel sogno progettato a settembre e voluto durante tutta un'annata fantastica. Andiamo a vedere le formazioni ufficiali di questa prima gara, che inizierà tra pochi minuti, subito dopo, ovviamente poi alle ore 15:30 vi racconteremo l'altra finalissima, la vincitrice del girone D, ovvero il Catania contro la seconda del girone B, ovvero il Südtirol. Moncalieri, eccolo qui, un 4-3-3, il solito per mister Semioli, in porta Milone, Petroz e Tamburini sulle fasce, Devoto e Cianese al centro, Ventura in mezzo al campo insieme a Repetti e Battaglioli, Ceppari lì davanti insieme a Gueli e Mellano. Queste le scelte del tecnico del Moncalieri, piemontesi, che dunque confermano il tradizionale 4-3 che abbiamo già visto in più occasioni durante questa stagione 2025-2026. Un 4-3 che chiaramente ha portato diversi successi durante tutta la stagione del presidente Landolfi. E dunque andiamo a vedere anche la formazione dell'Orobica Bergamo del tecnico Marianna Marini. 3-4-3, in porta De Marchi, difesa 3 con Uscheda a destra, mentre a sinistra Visani, al centro Oxai, a destra sulle fasce Fragnito a destra e Capa a sinistra, in mezzo al campo Tateo e Poeta, lì davanti Zannini, assistita da Miglio e De Vecchis. Queste le scelte dell'allenatrice della formazione bergamasca Marianna Marini. Gli arbitri dell'incontro, signor Corner Pal, assistito dai due assistenti Badiu e Fadale. Queste le designazioni arbitrali. Aspettiamo ovviamente le squadre in campo. Abbiamo ascoltato ovviamente i due tecnici nel pre-gara, Vianuccio, che avremo durante la pausa fra primo e secondo tempo, anche i rispettivi presidenti e dirigenti delle due formazioni che oggi alle 10:30 o qualche minuto in più, insomma, scenderanno in campo. I tecnici li abbiamo sentiti. È ovvio che si affrontano due squadre capaci di fare 56 e 55 punti, 56 il Moncalieri, 55 l'Orobica Bergamo, insomma due formazioni che hanno fatto benissimo, e ovviamente, insomma, come lo sport ci insegna, non sempre tutti possono vincere, nonostante siano due percorsi straordinari, due percorsi di altissimo livello. Sono le due formazioni che hanno fatto più punti, considerando anche il girone C e il girone D, dove il Catania nel girone D ne ha fatti 49, arrivando prima. Insomma, nonostante tutto, oggi però Orobica e Moncalieri dovranno giocare altri 90 minuti più. Ricordiamo, in caso di parità si andrà ai supplementari, e se la parità dovesse persistere si andrà ai tiri di rigore. Una delle due ne uscirà e andrà in Serie B, mentre l'altra dovrà giocare il prossimo anno ancora in Serie C femminile. Oggi presente praticamente una gran parte di dirigenza della Lega Nazionale Dilettanti. C'è il presidente della divisione Serie B femminile, Laura Tinari, c'è il responsabile del settore calcio femminile AIC, Chiara Marchitelli, e la consigliera del Dipartimento del Calcio Femminile, Giada Di Camillo. Ovviamente sta per arrivare ovviamente
anche il presidente Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti, insieme alla segretaria del Dipartimento Femminile, che è già qui presente, che insomma ci ha aiutato e ci ha assistito durante tutta la preparazione all'arrivo appunto della diretta. E allora tutto praticamente pronto. Dicevamo appunto di Patrizia Cottini, che è la segretaria del Dipartimento del Calcio Femminile LND, un grande lavoro svolto dal Dipartimento Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, che in pochi anni è riuscita a lanciare una quantità indefinita di talenti che oggi spesso e volentieri giocano già in Serie A. Abbiamo letto più e più news che potete trovare sul sito della Lega Nazionale Dilettanti su tantissimi talenti che in Serie C ed in promozione, insomma, come dire, si fanno le ossa e poi vengono lanciate nel calcio femminile che conta, in una Serie A che anno dopo anno si sta sempre più alzando di livello, ma anche la Serie C femminile non è da meno. Abbiamo visto tantissime giocate, tantissimi gol, un progetto durato un anno dove vi abbiamo raccontato più di 20 partite in diretta sui canali della Lega Nazionale Dilettanti, e dunque è stato davvero uno spettacolo che oggi culmina con queste finalissime. Eccole le formazioni guidate dal direttore di gara, il signor Corner Pal della sezione Roma 1. Dicevamo gli assistenti Andrei Baciu della sezione di Tivoli e Davide Fedale della sezione anche lui di Tivoli. Un'ultima passeggiata, un ultimo momento forse di relax, un ultimo momento per riflettere su quella che è stata questa stagione. Una camminata verso il logo della Lega Nazionale Dilettanti che oggi spicca al centro del campo. Chissà cosa staranno pensando in questo momento le ragazze di Moncalieri e Orobica, se staranno rivedendo nella propria mente tutti quei gol segnati, tutte quelle azioni passate lì nel campo, tutti quei momenti alti e bassi di questa stagione lunghissima. E allora un'ultima camminata, un'ultima passeggiata verso il centro del campo. Ed eccole qua, Moncalieri ed Orobica Bergamo pronte per scendere in campo in questa finalissima. Fischio già arrivato, quello del signor Cornell. Allora ultimi dettagli, ultimi pugni, ultimi strette di mano. Abbiamo già visto le formazioni, dicevamo un Moncalieri capace di battere 2-0 la Salernitana, mentre Orobica che ha regolato la nuova Alba per 0-0, è bastato un pareggio in virtù ovviamente della miglior classifica. Nuova Alba che nel girone C a pari punti col Gatteo a Mare si è comunque classificata seconda, e dunque una Nuova Alba che in virtù dello 0-0 non ha passato il turno, visto il miglior posizionamento in classifica. Mentre lo vedete la terna arbitrale l'abbiamo già presentata. Allora le due capitane di quest'oggi, con il Moncalieri che sarà in campo col completo blu, Capitan Gueli pronta insieme a Capitan Uzcheda. E dunque ultime strette di mano, c'è l'abbraccio ovviamente, la stretta della Orobica Bergamo. Eccole qui le ragazze di Marini, un ultimo abbraccio, un ultimo sorriso con le proprie compagne, mentre il Moncalieri proprio in fronte a noi fa la foto di rito con lo sfondo, questa gigantografia della Lega, del nuovo logo della Lega Nazionale Dilettanti. Foto di rito appena terminata per il Moncalieri, tocca ovviamente anche all'Orobica Bergamo.
guidate da Capitan Camila Uzqueda. Foto di rito anche per le bergamasche, dunque, con Moncalieri che prende già posizione sul lato sinistro del campo, ovviamente alla vostra prospettiva, mentre adesso si perderà qualche attimo per levare tutti gli allestimenti preparati per questa grande occasione, per questa grande finale, con telo e gigantografia che lasciano il campo. Ovviamente in casa Moncalieri ci si aspetta tantissimo. Francesca Mellano, 20 gol quest'oggi, ma insomma tutto il reparto offensivo della formazione piemontese, Gueli, Ceppa, Mellano, capace di produrre, pensate un po', 46 reti, 10 Gueli, 16 Ceppari e 20 Mellano. E allora tutto pronto, si parte, inizia la prima finalissima tra Moncalieri e Orobica Bergamo. Primo pallone giocato dal Moncalieri che in completo blu attaccherà da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, viceversa Orobica Bergamo che attaccherà in maglia bianco-arancione da destra verso sinistra, pantaloncini bianchi. Subito il primo attacco del Moncalieri che prova a proporsi in avanti con Gueli, ultima a toccare la ragazza in maglia blu. Dunque rimessa laterale affidata alle mani di Visani, pallone in avanti, prova a proteggerlo Zannini, poi allarga a destra con Tateo che prova ad approfondire, poi palla rimessa laterale. Maglie dell'Orobica che insomma non facilitano il nostro lavoro, con i numeri bianchi sul bianco che da lontano non sono semplicissimi da riconoscere. Fragnito, palla lunga per Zannini che come sempre si sgancia, poi si muove meglio al centro dell'area. Adesso si lotta quella porzione di campo con il Moncalieri che recupera il pallone, ma solo per un istante. Palla che termina ancora oltre la linea laterale e dunque rimessa con Fragnito con le mani. Pallone troppo lungo, Devoto accompagna sul fondo la sfera, volati già via i primi 90 secondi di gara. Il Milone che si incarica di lanciare lungo. Ceppari per Mellano, palla fuori, ancora una rimessa laterale. De Vecchis ultima a toccare, dunque si rimane in quella porzione di campo con qui Ceppari che prova a servire Tamburini e lei l'ultima a toccare. Ancora rimessa laterale, sarà la quinta nel giro di un minuto. Squadre che rimangono in fase di stallo lì in quella porzione di campo. Adesso Zannini alza un campanile, poi sparecchia via Battaglioli dalle parti di Gueli. Ancora Gueli, attacca la profondità, poi scarica. Bella qui l'uscita di Mellano che prende il fondo, ancora Mellano, vediamo se va in mezzo. Palla che parte, esterno della rete, rimessa dal fondo. Gli applausi di mister Semioli alle proprie ragazze. E adesso De Marchi lascia, come spesso abbiamo visto in questa stagione, la battuta dal fondo ad Uzqueda. Si gioca al centro del campo, Moncalieri che può gestire questo pallone appoggiandosi su Repetti. Ancora Repetti, finta di andare centrale, poi salta una, due giocatrici, deve appoggiarsi dalle parti di Ventura. Centralmente lotta Ceppari, poi si sbatte con la spalla.
intervento irregolare secondo il direttore di gara, e dunque calcio di punizione con Maria Vittoria K, pronta a rimettere in gioco il pallone. Va lungo K, pallone messo giù, arriva Zannini, poi prova ad approfondire De Vecchis in area con la suola. De Vecchis, pallone nel mezzo, mentre una sorta di tiro cross, fa buona guardia però Milone. Primi timidi tentativi anche per le bergamasche, con Battaglioli che adesso porta il pallone, apre tutto a destra. Repetti tiene la palla, punta l'uomo, bello qui, ottima giocata della 19 che poi allarga da Agueli. Qui fa buona guardia poi Visani. Dunque rimessa laterale, ultima a toccare una delle ragazze piemontesi. Qui Repetti commette fallo, prospetto molto interessante. Repetti, classe 2005, giocatrice dotata di una grandissima accelerazione. Qui Zannini tocca quanto basta in avanti per De Vecchis. E adesso Milone va lunghissimo con i piedi. Pallone provato in verticalizzazione da Battaglioli, poi si lotta sulla sfera. Weli da Repetti, prova ad andare in mezzo, calcio d'angolo. Allora sarà Gueli ad andare dalla bandierina, occhio ai saltatori in mezzo. Sei giocatrici in maglia blu al centro dell'area, tutte sul secondo palo. Pallone nel mezzo con la testa, tocca Ceppari, ma alla fine pallone che termina sul fondo. Si riparte dal fondo. Pallone già respinto e ritornato tra le mani di De Marchi. Vediamo se andrà a lungo estremo difensore bergamasco. Il pallone respinto, Repetti non arriva, insiste Visani, poi K avanti, può arrivare nessuno con Tamburini che controlla a distanza il pallone. Rimessa laterale con la numero 2 piemontese, pronta a rimettere in gioco il pallone con le mani. Rimessa laterale. Andrà Fragnito con le mani. Occhio ai movimenti al centro di Zannini. La palla è proprio per la 24 che poi prova a girarsi direttamente sul fondo. Qui occhio a Repetti, pallone controllato, poi Repetti insiste, forse c'è fallo, sì, adesso arriva il calcio di punizione. Qui tra le proteste da parte di Miglio. Qui altra rimessa laterale con Gueli, pronta con movimento. Petroz rimette adesso in gioco il pallone, in qualche modo prova a far filtrare la sfera a Repetti. Qui c'è una rimessa laterale però in favore dell'Orobica Bergamo. E allora K prende con sé il pallone.
di prima intenzione. Zannini va al centro, poi palla che va dalle parti di Gueli, qualche protesta. Dall'altra parte ancora una volta il tentativo di Miglio di allungare in avanti, palla direttamente sul fondo. Decimo minuto di gioco, 0-0 tra Moncalieri e Orobica. Qui rinvio sbagliato e allora può approfittarne Orobica. Miglio prova ad inserirsi per De Vecchis che si gira, palla sul fondo. Ha provato Fragnito, in questo caso non De Vecchis, che in fase di non possesso sale parecchio a pressare. Qui con la testa K, ancora Ventura, tocca, poi insiste l'Orobica, ora si gira Fragnito, pallone respinto, dunque Uzqueda subito a rinviare in avanti per Zannini, pallone intercettato. Adesso palla aperta da Repetti, gestito male il possesso, poi non commette fallo, si gioca. Qui commette fallo invece tratta di K. Dunque calcio di punizione con Petroz pronta a rimettere in gioco il pallone. Pallone lunghissimo, un contatto si può giocare, però secondo il direttore di gara poi c'è il calcio di punizione e le proteste da parte di Miglio per questa trattenuta in ripartenza. Chiedeva qualcosa in più la 21 bergamasca. Pallone rinviato con la testa De Vecchis, prova in avanti, si è alzata parecchio Fragnito in quella porzione di campo. Adesso prova a ripartire Mellano, salta una giocatrice, non la seconda. Ancora Fragnito litiga col pallone, palla che oltrepassa la linea laterale. Fase ovviamente di studio tra le due squadre, formazioni che hanno certamente la voglia di far bene ma non vogliono rischiare nulla. Ora pallone lungo, K, tocca non benissimo Petroz, dunque prova ad approfittarne Zannini che affida la sfera a Miglio, un contatto, ancora Zannini, si gioca, recuperato, c'è il calcio di punizione in favore del Moncalieri. Anzi no, ecco, corregge il tiro il direttore di gara. Denis Cornell, sezione di Roma 1. Fallo in favore dell'Orobica già battuto, allontana come può Battaglioli, poi insiste in qualche modo Uzqueda, deve rientrare De Vecchis, poi pallone che scorre per Zannini, Zannini! Sorta di volée da parte della 24. Insomma ha cercato la porta. Qui dall'altra parte occhio ancora all'Orobica che prova ad insistere sull'out di sinistra. K punta la propria avversaria, poi messa giù, calcio di punizione. Qui cartellino giallo, prima ammonita di questa sfida, cartellino giallo per Ventura, che dunque al 13° minuto viene ammonita. Primo cartellino della sfida per la 24. E chiaramente attenzione a questi calci piazzati che in partite tirate come quelle di oggi possono davvero spostare gli equilibri.
Ed allora la specialista in casa aerobica Aurora Miglio, pronta con il destro sul pallone. Miglio va con il destro nel mezzo, non arriva poco De Vecchis sul secondo palo, palla che passa davanti tutta l'area piccola di Milone e dunque rimessa dal fondo. Quarto d'ora che è già volato via. Zannini centralmente dalle parti di Fragnito, pallone lungo, forse troppo, da quelle parti solo Oxai che manda lungo il pallone, rimessa laterale per il Moncalieri. Qui pallone lunghissimo per Repetti che controlla con il petto, mette giù il pallone, ancora Repetti, scarica su Ventura che deve ripartire sempre dalla 19. Io vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della LND Play, LND Apple Store e Google Store. Trovate tutte le informazioni e tutte le news del mondo Lega Nazionale Dilettanti, mentre qui gioco di gambe da parte di Ventura che tiene con sé la sfera, poi Gueli prova ad insistere lateralmente, non c'è nessuno se non Visani che allontana per Zannini, con la testa mette giù il pallone De Vecchis, poi pallone che ha oltrepassato la linea, l'ho visto l'assistente, dunque rimessa laterale. Ed allora K con le mani. Pallone lungo, quello di Miglio, non può arrivare Zannini. E allora Moncalieri che cerca la profondità qui, spalla contro spalla, cartellino giallo per Oxai, prima ammonita anche tra le file delle bergamasche. Cartellino giallo per la numero 30 Cristina Oxai, e dunque calcio piazzato con Capitan Gueli pronta sul pallone. Qui possibile occasione per Ceppari, scappando via la 11 piemontese, fermata, dunque calcio di punizione. Punto di battuta Gueli che ha già sistemato il pallone con la qui la 10. Gueli, uno sguardo in mezzo, direttamente sul secondo palo, in ritardo De Marchi, non è finita però, ancora Ventura, anzi Devoto, pardon, dentro per Ventura, posizione regolare, Devoto, ritorna da Cianese, pardon, poi recuperato il pallone per un momento dall'aerobica, qui grande copertura di Battaglioli in mezzo a tre giocatrici avversarie. Di prima intenzione Petroz, poi perde il pallone, insiste a Battaglioli, si alza un campanile, arriva prima Repetti, no, ci arriva Visani, palla nuovamente in possesso per Moncalieri. Ventura, scarico, si va dalle parti di Petroz che allunga centralmente con la testa, prova Ceppari a servire Mellano. Allora Devoto, insiste ancora il Moncalieri,
Mellano supera la prima avversaria, poi 1-2 chiuso con Battaglioli, ancora Mellano messa giù, non c'è fallo, si gioca. Chiedeva il fallo la giocatrice del Moncalieri, dunque rimessa dal fondo quando siamo entrati al 20° minuto. 0-0 tra Moncalieri e Orobica Bergamo. E allora Uzqueda con i piedi. Pallone lungo per Zannini, rischia qualcosa qui Moncalieri, che poi deve ripartire con i piedi, in qualche modo allontana il pallone Milone con il retropassaggio forte, quello di Ventura, ha gestito con il petto Milone, ovviamente non può trattenere con le mani l'estremo difensore. Qui grande rischio in casa Moncalieri, con la pressione, la formazione di Marini che funziona, una serie di retropassaggi che alla fine hanno portato alla rimessa laterale in favore dell'Orobica Bergamo. 1-2, De Vecchis consegna il pallone, occhio perché qui il Moncalieri con Mellano recupera la sfera, protegge con il corpo Ceppari ma non basta. Uzqueda insiste sull'out di destra, poi perde il pallone Fragnito, pallone poi messo sul secondo palo, Miglio appostata lì davanti la porta di Milone, che però è puntuale in uscita. Repetti. E ancora Zannini che scarica dalle parti di Fragnito, si gira di prima intenzione, schermato il tiro della 16, poi Mellano recupera il pallone. Profondo per Gueli, c'è fuori gioco, bandiera in alto. Ventura alza un campanile, Zannini con la testa, direttamente dalle parti di Elisabetta Milone, classe 95, portiere di grande esperienza per il Moncalieri Women, che adesso va con le mani. Rinvio che trova la testa di Oxai, poi al centro del campo in buca per Repetti, adesso il Moncalieri. Protegge Visani in qualche modo, poi subisce fallo, calcio di punizione in favore delle bergamasche. Ed allora cooling break, chiamato dall'assistente, qualche attimo per prendere fiato, per bere un goccio d'acqua. Fa davvero caldo oggi al Francesca Gianni di Roma, chiaramente siamo ormai alle porte dell'estate, e allora il direttore di gara concede qualche minuto alle giocatrici per bere un sorso d'acqua. Primi 23 minuti di gioco Eccola qui l'Orobica Bergamo,
cooling break rapporto con mister Marini. Si riprende. Arriva il fischio da parte del direttore di gara. Pallone lunghissimo anche per Fragnito, può giocare. Palla al piede, dunque rimessa laterale. Già battuta, Repetti in mezzo a 3, perde il pallone, Zannini prova a controllare, svirgola Devoto, fortunatamente Zannini non ci ha creduto, almeno per lei. Adesso la pressione dell'Orobica, rimessa laterale in favore del Moncalieri. Quando siamo alle porte del 25esimo minuto, tempo che è stato fermato dal direttore di gara durante il cooling break. Adesso ancora Robica che porta in avanti il pallone, respinge come può Petros, ancora Devoto, insiste con Petros, poi Tamburini, salta la propria avversaria, si appoggia su Ceppari, poi Mellano finta di andare con il destro, invece continua sulla propria fascia, salta anche una seconda giocatrice, il pallone è buono. Gueli, uno sguardo dentro, ancora Gueli, prova a prendere il fondo, occhio alla 10, gioco di gambe sul fondo, pallone nel mezzo, secondo palo, Repetti! E c'è il vantaggio del Moncalieri, e in vantaggio la formazione di Semioli con il gol di Neil Repetti, 1-0 e avanti il Moncalieri. L'esultanza sfrenata della 19 che va ad abbracciare il proprio mister. Avevamo detto una giocatrice molto interessante, Neil Repetti, classe 2005. Adesso va ad abbracciare le sue compagne. 1-0. Vediamo e rivediamo il gioco di gambe della 10, pallone nel mezzo con la testa, Repetti, gol meraviglioso con la testa da 2 passi, tutto facile, Repetti, 1-0. Adesso vediamo se arriverà la reazione d'orgoglio da parte dell'Orobica. Devoto allontana per un istante, poi Repetti in pressione su Miglio, che in qualche modo riesce a portar via il pallone, lo consegna a Battaglioli, poi Miglio esagera forse su Battaglioli con calcio di punizione in favore del Moncalieri. Poi recupera la palla l'Orobica, ancora Zannini, prova all'imbucare per Fragnito, pallone troppo corto, quella della 24 dell'Orobica. Allora Mellano, occhio alla sua velocità, c'è pari 1-2 che non si chiude, fa buona guardia Uzqueda, che poi allontana. Miglio qui prova a proteggere il pallone, messa giù, calcio di punizione, proteste di Marianna Marini, allenatrice della formazione bergamasca. Visani andrà con i piedi centralmente, allontana in qualche modo Battaglioli.
recupera il pallone Moncalieri, in qualche modo Visani con la testa, allontana, non è finita, insiste Ceppari, poi pallone sul sinistro, scarico da Mellano che entra in area. Mellano prova a prendere la parte centrale dell'area, dentro, in uscita De Marchi, anticipa attaccante moncalerese. Zannini, Repetti lotta sul pallone, tutto regolare, rimessa laterale in favore la formazione moncaleriese. Visani con la testa, ultima a toccare Ventura, dunque ancora una rimessa laterale. Repetti, out di destra, pallone buono da giocare, in qualche modo De Vecchis, poi Fragnito riesce a trovare la compagna. Dall'altra parte Mellano come sempre prova a sgasare, poi rischia qualcosa Poeta. Calcio di punizione. Dall'altra parte ancora un tentativo per Moncalieri con Ceppari, che poi però non ha inquadrato la porta. Abbiamo superato la mezz'ora di gioco, 1-0 in favore delle ragazze piemontesi. Svirgola adesso Cianese, in qualche modo Zannini prova a lanciare il pallone in avanti. Può arrivare Fragnito, dunque Tamburini. In mezzo al campo Poeta. Allunga il pallone per De Vecchis che non riesce a giocarlo. Poi brava l'uscita, in questo caso Battaglioli con Cianese. Numero 8 che poi affida il pallone a Mellano. Tamburini. Centralmente Tamburini, salta la propria avversaria, ci crede la numero 2. Poi scarica da Gueli. Ancora Gueli, punta la propria avversaria, prende il fondo, pallone nel mezzo, secondo palo, deviazione. Calcio d'angolo, è già pronta il capitano delle piemontesi. Questo corner, Repetti sul secondo palo, già battuto. Mellano, gioco di gambe, poi Gueli direttamente in porta, deviazione. Altro calcio d'angolo. Ancora Mellano e Gueli. Gueli, uno sguardo dentro. Pallone sul secondo palo con la testa Petroz direttamente oltre la linea di fondo. Può ripartire la formazione di Marini. Applausi da parte di mister Semioli alle proprie ragazze. Fin qui 1-0 a deciderla Repetti con un colpo di testa da pochi passi dalla porta. Una grande azione di Gueli che chiaramente durante tutta la stagione ha fatto la differenza. Giocatrice di grande esperienza, oltre che capitano delle piemontesi. Qui Repetti non si intende bene con Ventura, e allora la corsa di Fragnito sull'out di sinistra, uno sguardo dentro, ancora Fragnito, dentro per Zannini, arriva anche De Vecchis, tocca il pallone ma non basta, arrivava da dietro Tateo con un buon inserimento,
al rimbalzo però che non ha favorito la 18. Pallone al centro del campo, Repetti anticipa la propria avversaria. Ceppari dentro per Mellano, è bella la palla, Mellano lo sguardo dentro, si ferma, sterza, poi Mellano. Il tiro schermato, ancora un calcio d'angolo. C'è un tridente, quello del Moncalieri, Mellano, Ceppari, Gueli. Lo avevamo detto nel pre-gara, e quando a campo per accelerare è davvero pericoloso. Mellano scambia con Gueli, corner battuto corto, gioco di gambe, Gueli al centro, colpo di testa, parte della difesa dell'Orobica. Allora si riparte da Tamburini. La respinta di Fragnito, rischia qualcosa Tamburini, c'è lì Milone, servire la propria compagna, Devoto. 1-2 con Battaglioli, poi Repetti. Ritorna dietro, rischio gravissimo qui Zannini, messa giù, non c'è fallo. Rischia tantissimo in difesa adesso il Moncalieri. Ceppari, Battaglioli in mezzo a due, messa giù, si può giocare, tutto regolare. Poi c'è il fallo di Battaglioli che qui insomma trattiene il pallone. Arbitro che fischia calcio di punizione in favore delle bergamasche. Punizione già battuta, pallone già riconquistato Moncalieri con Petroz centralmente. Sul pallone arriva prima di tutti Ciainese. Recupera la sfera adesso Tateo in qualche modo con Zannini. Spazza via la sfera Devoto. Insiste Tateo che poi commette fallo, calcio di punizione a favore del Moncalieri. Qui sbaglia la difesa piemontese. Zannini, spalle alla porta, raddoppiata, Zannini, tutto regolare, pallone buttato via con Gueli che insegue la sfera, lo tiene in campo. Occhio alla velocità di Gueli che poi rinuncia, palla troppo lunga, rimessa dal fondo. 36esimo minuto di gioco, 1-0 in favore del Moncalieri, fin qui Repetti con un colpo di testa a finalizzare l'incursione devastante di Gueli. E questo fin qui l'episodio che decide il match. Il fallo di Zannini, gamba alta. Subito fallo Ventura, unica ammonita tra le file del Moncalieri. Dall'altra parte Oxai, altra ammonita. Tamburini per Mellano, in qualche modo Uzcheda. Poi Tateo prova a sottrarre il pallone a Battaglioli che gestisce la sfera, la consegna a Ciainese. Con il destro allarga il campo da Repetti. Prende l'interno, Repetti, poi scarica. Qui anticipata Ventura. In qualche modo Moncalieri riesce a recuperare la sfera, poi direttamente da noi in postazione il rinvio di Battaglioli che mette il pallone fuori perché Gueli fatta male al piede.
Problema sembra alla caviglia per Pamela Gueli, classe 1990. (36 anni compiuti il 16 marzo ed ancora tante sgaloppate sulle gambe per la 10 moncaleriese. Ancora a terra qualche problema. Eccola qui, si rialza, già questa è un'ottima notizia. Esce con i propri piedi. Pamela Gueli. Si riprende con Zannini che riconsegna il pallone al Moncalieri. Ventura perde il pallone, rientra Gueli. De Vecchis nel mezzo per Miglio, allontana la difesa. Repetti in qualche modo, poi ultima a toccare proprio K, dunque rimessa dal fondo. Rinvio centralmente Miglio. In qualche modo Miglio, poi Zannini alza questo pallone da quelle parti, solo Devoto e consegna la sfera a Milone. Adesso con le mani la numero 1 del Moncalieri Humen. Oxai leva ogni dubbio, spazza via la sfera con Fragnito che va ad inseguire il pallone. Milone con le mani, con i piedi, pardon, lunghissimo, poi Uzcheda salta a vuoto per metterci una pezza Oxai. Pallone direttamente nella zona di Zannini, qui con grande veemenza Tateo, calcio di punizione. Una grandissima cornice di pubblico oggi alla Francesca Gianni. Mentre seguiamo questa azione con l'inserimento da parte di Ventura che poi scarica per Repetti. K in uscita, spalla a spalla con Repetti. Repetti riconquista il pallone, la 19, ancora Repetti, scarica da Battaglioli. Poi Ventura, si propone Gueli, si ritorna da Battaglioli però. Finta di corpo, deve rientrare, cerca una compagna, messa giù, calcio di punizione. Punizione abbastanza ingenua concessa dalle ragazze di Marini. Ottima posizione, abbastanza ravvicinata. Dicevamo una Francesca Gianni oggi gremita di pubblico, impreziosita dalla presenza del presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, dal coordinatore del Consiglio di Dipartimento Calcio Femminile LND Luca Maurina, dalla presidente della divisione Serie B femminile FIGC Laura Tinari, ma non solo, c'è anche il responsabile del settore calcio femminile AIC Chiara Marchitelli, Giada Di Camillo, consigliera del Dipartimento del Calcio Femminile LND Alba Leonelli, responsabile regionale del calcio femminile del Comitato Regionale Lazio, e ovviamente Patrizia Cottini, segretaria del Dipartimento Calcio Femminile LND. Qui nel frattempo Ventura dal limite dell'area piccola
calcia alto la 24, altra grande occasione, 41esimo minuto di gioco che sta volando via. Rinvio lungo. Miglio allarga per Fragnito, arriva anche K in sovrapposizione. Fragnito prova a saltare Repetti con una mano, tutto regolare secondo il direttore di gara. Allora Repetti riconquista il pallone, Ventura si allarga Gueli, la palla è per lei. Mellano cambia fascia, allora si va da Ceppari, ancora Ceppari rientra, triplicata la 11, mantiene comunque il possesso, poi può scaricare da Gueli, eccola qua la 10, uno sguardo in mezzo col sinistro, secondo palo, Mellano non arriva, allontana la difesa, poi Chainese in qualche modo, palla che scende solo in un secondo istante, direttamente sul fondo. Tre minuti di recupero. Fragnito, spallate, poi pallone per Zannini da lontanissimo, ci prova Poeta direttamente tra le braccia di Milone che ha già giocato il pallone con Petroz. Ceppari per Gueli, di prima intenzione Poeta con Zannini che però non riesce a controllare bene il pallone. E allora Milone, pronta ad andare lunghissima. Qui Gueli prova ad imbucare per Repetti, allontana Uzqueda, non c'è fallo. Battaglioli, Repetti chiede palla, si va a sinistra da Mellano. Ancora Mellano, rientra. Movimento destra-sinistra, poi si affida a Chainese. Chainese con il destro da lontanissimo, altro pallone sul fondo. Battaglioli allunga il pallone Miglio, poi con la testa ancora De Vecchis, pallone in avanti per Fragnito che deve lottare in mezzo a due. Qui poi il fallo di Fragnito che va dritta su Milone, non è d'accordo la 16. Rimane giù estremo difensore piemontese. Milone, io vi ricordo di scaricare l'app ufficiale della LND, Play LND, su tutti i Google Play e Play Apple Store, per rimanere sempre aggiornati sulle notizie e tutto ciò che riguarda il mondo Lega Nazionale Dilettanti. Finisce il primo tempo con questo contrasto tra Gueli e Visani, 1-0 in favore del Moncalieri. Fin qui decide la rete di Repetti e dunque noi andiamo in pausa, ci ritroviamo tra poco con le emozioni del secondo tempo. Vi ricordo che durante l'intervallo sentiremo i dirigenti delle due squadre. Ci ritroviamo tra poco. Chiuso il mio?
Con il direttore sportivo del Moncalieri Catalano. Direttore, è un grande Moncalieri, ha fatto una grande stagione, manca un ultimo passo, però più che la partita le chiedo, parliamo della società. È stata una società giocata alla grande dalla squadra, ma gestita bene anche dalla vostra società. Beh, sicuramente sono state sensazionali ragazze che hanno fatto un percorso incredibile, arrivando fin qua quasi senza sbavature, quindi adesso manca veramente l'ultimo centimetro che ci porti al traguardo e se lo meriterebbero veramente per quello che hanno fatto, per i sacrifici che hanno messo tutto l'anno e insomma sarebbe qualcosa di bello per tutta la città, per tutto il tifo che ci segue, per tutte le ragazze e per tutte le famiglie che sono sempre con noi. Direttore, una società strutturata, un bel seguito, abbiamo visto oggi tanti tifosi qui al Gianni di Roma. Qual è la mission della società, qual è l'obiettivo che vi siete posti per il futuro? Ma allora, sicuramente fare il salto di categoria, insomma, se siamo qui è per quello, anche ci proviamo con tutti i dovuti scongiuri del caso, quindi abbiamo un bel seguito, la società è cresciuta, abbiamo un settore giovanile molto forte, quest'anno l'Under 17 che è qua che ci segue è arrivata alle fasi nazionali, quindi una società che è nata quest'anno sulla carta ma che è già 3 anni che lavora, insomma, siamo molto soddisfatti delle ragazze che sono arrivate, che sono con noi. C'è un senso di appartenenza di questa società. Il suo sogno per il suo Moncalieri? Insomma, calpestare palcoscenici importanti che mi auguro soprattutto per le ragazze che insomma se lo meritano dalle più piccole alle più grandi. Questo è il nostro sogno. Allora in bocca al lupo. Grazie mille. Grazie. Con il presidente del Moncalieri, presidente Landolfi, è una grande stagione quella del Moncalieri. Oggi bisogna mettere insomma la ciliegina, però restano i risultati, restano i punti. Resta una stagione fantastica dove siamo partiti appunto a luglio fondando la società. Se ci guardiamo indietro come facevamo questa mattina con Davide Catalano, il nostro grande DS a colazione, abbiamo fatto un percorso straordinario. È stata una stagione piena di soddisfazioni e come diceva giustamente lei manca proprio la ciliegina sulla torta che vorremmo proprio mettere questa mattina. A prescindere dal risultato che maturerà qui oggi al Gianni di Roma, le chiedo di dare un voto alla stagione non solo sul campo, ma un voto anche al lavoro che avete svolto come società, che hanno svolto i suoi collaboratori, insomma un voto generale. Io darei praticamente un 9,5 proprio perché ci manca la ciliegina e vorrei veramente dire un grazie a tutti. Anche questa mattina siamo stati accolti da 50 tifosi che hanno, sono anche molto emozionato per questo, hanno affrontato un viaggio questa notte per essere qua con noi e per darci supporto. È stata una stagione straordinaria non solo per i risultati ma per l'appartenenza che abbiamo dato sia a livello di città di Moncalieri ma proprio anche a tutto l'ambiente, tanto è vero che abbiamo comunque dei riscontri molto positivi perché non si fa altro che parlare bene del Moncalieri Woman e questo per noi è motivo di orgoglio. Quindi grazie veramente ai genitori, alle ragazze del settore giovanile, delle ragazze della prima squadra, allo staff. Abbiamo veramente avuto l'opportunità quest'anno di lavorare veramente molto bene. Presidente, lei sta investendo tanto in questo settore femminile, le chiedo cosa vuol dire secondo lei investire nel settore femminile che è in grande crescita? Credo investire nel femminile vuol dire avere una visione del calcio che non è soltanto il futuro ma il calcio del presente, perché il calcio femminile è il presente e se avrò l'opportunità di incontrare Abete, che spero che venga questa mattina, vorrei avere proprio un confronto, suggerirei qualcosa anche a lui perché credo che un candidato alla presidenza debba avere veramente come fulcro il calcio femminile che è il futuro. Grazie Presidente. Grazie a lei. Con Matteo Ferri, direttore sportivo dell'Eurobica Bergamo. Direttore, è un appuntamento importante per voi in questa rinascita. Le chiedo innanzitutto se è soddisfatto della stagione che oggi arriva al termine. Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, è stata una stagione più che positiva per noi, comunque ripartire da una retrocessione all'ultimo minuto l'anno scorso a Bologna, arrivare a quest'anno e partire da una squadra quasi tutta nuova con 3 riconferme dello scorso anno. Comunque per noi è stata una stagione più che positiva. È una Robbia che comunque gioca a viso aperto, ha vinto il proprio girone. Le chiedo se come società siete soddisfatti di questa stagione e se già guardate anche al futuro. Allora, per il futuro ne possiamo riparlare questa sera. Ad oggi siamo, come dicevo prima, appunto soddisfatti. È un'aerobica che giochiamo sì a viso aperto, innesti giovani anche durante il mercato invernale. E quindi oggi siamo qui per giocarci la partita e dimostrare il vero valore dell'aerobica calcio. In bocca al lupo. Viva il lupo!
I know you want me. You know I want you too. È appena iniziato il secondo tempo tra Moncalieri e Orobica Bergamo, squadre che hanno invertito il proprio campo di gioco. Dunque Orobica Bergamo che adesso attacca da sinistra verso destra dei vostri schermi e teleschermi, ancora in maglia arancione e pantaloncino bianco. Viceversa il Moncalieri da destra verso sinistra dei vostri schermi e teleschermi in completo blu. Abbiamo visto, insomma, oltre ai dirigenti delle due formazioni, abbiamo visto anche il nuovo spot della Veo per Lega Nazionale Dilettanti, uno dei sponsor di questa stagione sportiva, Lega Nazionale Dilettanti. E allora partita che è appena iniziata, qui rimessa laterale in favore del Moncalieri. Con il pallone giocato da Mellano, persa la sfera, subito allontanata, Tamburini in qualche modo, Ventura preferisce ripartire da Petroz. Ceppari in posizione di fuorigioco, alta la bandierina dell'assistente Andrei Baciu della sezione di Tivoli, che insieme al secondo assistente Davide Fedale, sempre della sezione di Tivoli, stanno arbitrando insieme all'arbitro Paldenis Cornella della sezione di Roma 1. Devoto allunga, qui contatto abbastanza duro, calcio di punizione con Poeta che insomma ha scalciato su Ceppari. Calcio di punizione in favore della formazione di Franco Semioli. Dicevamo, oggi le due formazioni che si sfidano sono anche le due formazioni che hanno fatto più punti tra i 4 gironi di Serie C. Nel girone A il Moncalieri ne ha fatti 56, nel girone B invece 55 i punti totalizzati dall'Orobica. Milone, Petroz riparte da Devoto, la pressione dell'Orobica, Milone va a lungo a cercare Tamburini, qui in qualche modo Uzqueda per Poeta, ci mette il corpo Ventura, poi il pallone arriva dalle parti di Repetti con la testa, alzato un campanile. Allora Poeta prova ad insistere, pressione su Repetti, esce palla al piede anche abbastanza bene il Moncalieri con Battaglioli, scarico Devoto, poi Mellano, ancora Mellano, sterza centralmente, intervento sul pallone, dunque Chianese, ancora Cianese, Tamburini per Gueli, posizione regolare, Gueli tutto regolare, continua, prova ad affondare Gueli, mette giù l'avversaria, pallone sul secondo palo, aspettava la sfera, Repetti, occhio perché non è finita. Ventura, gioco di gambe, a darle supporto anche Repetti, eccola qui la 19 da Cianese, nel mezzo per Mellano, palla troppo lunga, facile preda di De Marchi, palla già rinviata dalle parti di Fragnito. Repetti riconquista il pallone, poi Devoto direttamente nel mezzo, sfera nuovamente tra i piedi di Poeta.
Palla per De Vecchis, a sinistra da Fragnito, il movimento di Zannini, ancora Fragnito, occhio al pallone, ottimo, giocabile per la conclusione di K, che ha cercato il tiro in porta al 50°. Qui si riparte le zone di Milone. Repetti sistema la sfera, gran partita fin qui della 19, suo il gol che vale l'1-0. Adesso Robica che sta alzando il proprio baricentro. Fragnito prova ad insistere ancora la formazione bergamasca. Zannini non arriva sulla sfera, Battaglioli spazza via. E allora rapidamente Visani pronta a rimettere in gioco il pallone, qui inquadrata Uzqueda, numero 9, il capitano della formazione bergamasca. Occhio a questo break, pallone proprio per il capitano Uzqueda, nel mezzo Zannini con la testa, Milone blocca la sfera, due mani. Un invio lunghissimo, Ceppari con la testa cerca Ventura, poi grande uscita qui di Ciainese che insomma ne salta 2-3, poi si allarga a sinistra. Mellano, ancora Ciainese, di prima intenzione Tamburini per la corsa di Gueli, poi toglie ogni dubbio Visani, palla ancora non è uscita, si gioca, allora Mellano. Ancora regolare, Mellano va in porta, tiro forse un po' strozzato, palla allontanata, ancora possesso Moncalieri, con Battaglioli di prima intenzione per Repetti, anticipo, parte di Poeta, anzi Tateo, mentre c'è il primo cambio. Dentro Bauce. Fuori, mi sembra di capire, Fragnito. Sì, fuori Fragnito, dentro Bauce. Primo cambio della partita. Sostituzione per l'Orobica. Entra Maria Chiara Bauce. Esce Tonès Marie Fragnito. Questo è il cambio operato da Marini. Bauce, ragazza che ben conosce Marco Canestro, allenatore della rappresentativa femminile Lega Nazionale Dilettanti, oggi presente qui al Francesca Gianni, giocatrice molto interessante che ha davvero fatto delle ottime apparizioni con la rappresentativa. Le abbiamo seguite al torneo di Viareggio e non solo, una rappresentativa che ha battagliato su diversi campi dei vari tornei. Abbiamo mostrato in diretta sui canali della Lega Nazionale Dilettanti. Adesso seguiamo questa azione però con Mellano che prova ad imbucare centralmente per Ceppari, poi insiste Petroz dalle parti di Gueli, allontana Uzqueda. Ceppari, pallone giù per Battaglioli col sinistro direttamente sul fondo, la conclusione della 8. Uzqueda con i piedi. Qui occhio alla sgasata di Gueli sul lato di sinistra, pallone nel mezzo, secondo palo. Repetti, mette giù il pallone. Aveva pensato prima di controllare, poi alla fine ha cercato di rimettere il pallone dentro. Palla già rinviata, dove si alza l'ennesimo campanile. Devoto in avanti
non rischia nulla. Allora altra palla allontanata, Zannini rifinisce con la testa, sì, ma nella terra di nessuno, lì solo Devoto a gestire la sfera. Adesso scambia con Milone, rinvio un po' corto, in qualche modo Tateo, poi Battaglioli. Mellano chiede l'1-2 con Gueli, Gueli si gira, finta, poi va proprio dalla 7. Occhio a Mellano, out di sinistra, sterzata sul fondo, pallone nel mezzo, la palla all'esterno, Battaglioli rifinisce per Gueli. Anticipo decisivo quello di Miglio, che adesso va a servire De Vecchis. Per Bauce, primo pallone della 20, prova a sgasare proprio Bauce, altra sgasata stavolta fermata, non si intende però Repetti con le proprie compagne, può approfittarne l'Aerobica. Miglio prova ad imbucare per Zannini, palla troppo lunga, messa in rimessa laterale. Qui un po' di confusione in casa Moncalieri, vediamo se ne approfitta l'Aerobica. Uzqueda con le mani dalle parti di De Vecchis che lotta in mezzo al campo, poi Miglio recupera il pallone, prova ad affondare in qualche modo la difesa del Moncalieri, riesce ad uscire con Devoto che poi spazza via, dove Mellano recupera la sfera. Battaglioli si ferma, frenata, scarico su Ciainese, si riparte da Mellano. Devoto con la testa, Uzqueda. E c'è un altro cambio, il primo per il Moncalieri, dentro Correale. Esce Ventura già ammonita, non rischia nulla qui Semioli, che dunque tira fuori Ventura al suo posto Sostituzione per il Moncalieri in campo, la numero 25. Sara Ventura, entra il numero 25, Fabiana Correale, Fabiana Correale. classe 2004. E dunque primo cambio effettuato anche da mister Semio. Uzqueda allontana, Ciainese in qualche modo deve evitare il ritorno di Zannini. Devoto riparte da Milone, occhio alla pressione altissima, parte di Bauce, qui Repetti non può evitare la rimessa laterale. Aerobica che in questo avvio di secondo tempo ha chiaramente un piglio diverso. 45 minuti, ultimi 45 minuti di questa stagione per ambedue le formazioni. Ovviamente se dovesse arrivare la parità al termine dei 90 minuti più recupero si andrà ai tempi supplementari. Per adesso è 1-0 per il Moncalieri al 20° Repetti, colpito di testa da pochi passi della porta difesa da De Marchi. Adesso rimessa laterale, Gueli prova a mettere il pallone nel mezzo, altra rimessa con Repetti che può andare con le mani. Gueli, pressata ancora Gueli, cerca un rimpallo favorevole, in qualche modo Visani, poi Repetti insiste, palla riconquistata dall'Aerobica, messa in avanti, non è finita, Moncalieri che riprova a mettere il pallone al centro dell'area. Zannini, messo giù il pallone non benissimo, facile preda per Flavia Devoto. Adesso Ceppari, Correale, indirizza per Gueli, si gira, uno sguardo in porta, Gueli prova ad andare sul secondo part da Mellano che tocca! Grande occasione per il Moncalieri, tocca Mellano al volo, buona guardia qui di De Marchi che rimane in piedi. Adesso c'è un problema fisico per Mellano che è rimasta giù, e qui mette il pallone fuori adesso il Moncalieri. Mellano ha colpito sì, ma forse un crampo, sì, sembrano campi. Allora altra grande occasione.
Altro cambio, pronta ad entrare Aversa Sostituzione per tra le file dell'Orobica. Bergamo. Esce con il numero 9 Camila Osqueda, entra con il numero 17 Viviana Aversa. È pronta a entrare Aversa. Fuori Camila Osqueda. Finisce la partita del capitano dell'Orobica. Vediamo come si riposizionerà in campo adesso l'Orobica con Oksai sempre al centro della difesa, e chiaramente K va a fare da braccetto difensivo a destra, a sinistra invece dovrebbe continuare Visani. Si gioca, pallone messo in mezzo, occhio al retropassaggio, ma c'è il posizione di fuorigioco fischiato ai danni di Bauce. Qui alto grande rischio in casa Moncalieri. E allora Milone con i piedi direttamente per Mellano. Qui Bauce conquista la sfera in mezzo a due, riesce a giocare con Tateo, poi De Vecchis conquista una rimessa laterale, pronto ad andare con le mani Bauce direttamente per De Vecchis con la testa. Zannini spalla alla porta, tiro qui esterno della rete per Zannini. Allora di gioco Orobica che sta crescendo sempre di più. Qui secondo il direttore di gara c'è un tocco, le proteste da parte di praticamente tutta la panchina del Moncalieri. Qui pallone nel mezzo, allontana il Moncalieri. Poi il piattone tentato da K direttamente sul fondo, ancora 1-0. Io vi ricordo di scaricare l'applicazione ufficiale Play LND, risultati, classifiche, news, promozioni, disponibile su Apple Store e Google Store. Un'applicazione meravigliosa che vi invito a scaricare, molto utile per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che è il mondo della Lega Nazionale Dilettanti, il calcio dilettantistico. De Marchi va lungo al centro del campo. Aversa con le mani, in qualche modo Battaglioli, retropassaggio per Milone, spazza via la sfera, c'è il fuorigioco di Gueli. Tanta corsa per Oksai, non semplice gestire un tridente attacco come quello del Moncalieri. Qui fuori, dentro Miglionico, fuori Mellano. Finisce la partita della numero 7, gran partita per la Mellano, al suo posto dentro Miglionico. Questo il cambio optato da mister Semioli. E qui altra classe 2005 messa dentro, Giulia Miglionico, anche lei come Bauce protagonista in questi anni della rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti di mister Canesti. Qui pallone allontanato, Orobica che in questi ultimi minuti è cresciuta sempre di più, insomma sta provando a gestire il gioco, sta cercando con diverse manovre offensive il gol che ad ora varrebbe il pari. Qui Repetti sbaglia e allora può approfittarne Tateo, dentro per nessuno. De Vecchis aspettava il pallone
lateralmente. Adesso proprio la 10 che va a fare un po' di pressing su Milone. Rinvio di Milone a vuoto, primo rimbalzo, poi in qualche modo Poeta Aversa si gira bene, chiede palla a Bauce. Miglio insiste per Zannini, ancora Zannini, perde l'attimo, grande ritorno da parte di Correale, che poi riesce anche a servire Repetti centralmente per Ceppari. Aspetta le compagne, Ciainese, ancora Gueli, si gira, finta il tiro, poi dentro per Ceppari. Ci aveva creduto su questo pallone la 11. Bella però l'idea da parte di Capitan Gueli. E dunque De Marchi lunghissimo al centro del campo, rimbalzo a vuoto. Zannini con la testa in avanti. Il pallone allontanato, rimessa laterale in favore dell'Orobica. Bauce, poi K con la testa, pallone spizzato per Zannini. Tamburini prova ad uscire, insiste ancora De Vecchis, che conquista un ottimo calcio di punizione praticamente a 2 metri dalla linea che delimita l'area di rigore. Questa è una bella occasione ovviamente per l'Orobica. Vediamo chi si presenta sul punto di battuta. C'è Bauce, vediamo se sarà proprio Bauce ad andare con il sinistro. Sì, pronta Bauce. Vediamo se va direttamente in porta. Bauce col sinistro, respinto, pallone rimane lì, poi allontana la difesa del Moncalieri. Grande occasione qui per Bauce, che poi ritorna, rimessa laterale. Altro cambio, anzi no, c'è il cooling break. Dunque cooling break per le due formazioni che vanno a dissetarsi. Noi ne approfittiamo per andare in pausa pubblicitaria tra poco. I know you want me. You know I want you too. Si riparte, dunque il tiro qui dalla distanza tentato da Bauce, che sta dando un grande apporto alla propria formazione. Quando siamo entrati al 70° minuto, ancora 1-0 per il Moncalieri. Partita molto equilibrata. Qui c'è un contatto su Ceppari che rimane giù. Poi il pallone messo fuori. Chiedeva il fallo ovviamente la panchina del Moncalieri.
E allora Tamburini si riprende a giocare. Giro palla. Insiste adesso l'Orobica, in qualche modo Ciainese. Non c'è fallo, pallone messo lungo. Deve gestirlo bene Oxai, gestisce malissimo Oxai, consegna il pallone a Gueli che si divora il gol del 2-0. Occasione clamorosa per il Moncalieri, non sfruttata, qui Gueli poteva fare sicuramente meglio. Errore grave quello di Oxai che insomma in disimpegno calibra male la potenza del passaggio e poi Gueli non ne approfitta. Con un po' più di cattiveria sotto porta probabilmente staremmo già parlando del gol del 2-0. Si gioca nel frattempo, altro cambio in arrivo tra le file dell'Orobica. Pronta ad entrare Capolupo, fuori Tateo. Finisce la partita di Giorgia Tateo, mentre prende il suo posto la classe 2002 Lucia Capolupo. 20 minuti per lei a disposizione per incidere in questa gara. Allora K con le mani. Pallone a cercare Miglio, poi ancora una rimessa laterale, ancora K. In qualche modo Battaglioli poi Miglio col sinistro alza questo pallone, Zannini prova a far sua la sfera, c'è il fallo proprio della 24, aveva trovato insomma un ipotetico gol proprio Capolupo, ma palla che gioco che era già fermo da qualche istante. E allora Milone andrà più lungo che può. Repetti con la testa, cercare Ceppari. Protegge Oxai. Rimessa dal fondo. Altro cambio, stavolta tra le fila del Moncalieri. Dentro Accornero con la 21, fuori Repetti. Finisce dunque la partita della 19, sicuramente una delle migliori in campo, ha dato tantissimo a questa gara, oltre al gol ovviamente, ma corsa, grinta, accelerazione e tanta, anche un pizzico di fantasia nella manovra offensiva del Moncalieri. Al suo posto con la maglia numero 4 esce con il numero 19 Danieli Repetti, entra con il numero 21, anzi 21, pardon, Alessia Accornero. Qui calcio di punizione in favore delle bergamasche. Poeta già battuto. K dentro per Zannini, non arriva nessuno se non Capolupo, l'ultima a toccare è proprio Accornero che mette il pallone in rimessa laterale, già battuta. Capolupo prova a far suo il pallone, c'è calcio di punizione, trattenuta abbastanza evidente da parte della 4 bergamasca. Dunque calcio di punizione, si occuperà della battuta estremo difensore piemontese Milone. Nel frattempo è arrivata Repetti
dopo una lunga circunnavigazione del campo, e si è presa ovviamente gli applausi dei suoi tifosi, tantissimi oggi tifosi di entrambe le squadre presenti al Gianni di Roma. Chiaramente un appuntamento con la storia. Qui Gueli spalla a spalla, stavolta alla meglio Oxai, che poi trova anche il fondo con un rimbalzo favorevole. Ultimo quarto d'ora per le speranze delle due squadre. Qui Cornero in qualche modo riesce con la testa a servire la propria compagna sulla destra, Miglionico. Ancora Miglionico, lei l'ultima a toccare la sfera, dunque rimessa laterale. Qui pallone scodellato in avanti, Capolupo fa sportellate e commette un altro fallo, rischia qualcosina qui Capolupo. Si prende anche il rimprovero di mister Marini, che non vuole concedere falli evitabili. Chiede un po' più di larghezza, di ampiezza di gioco alle proprie giocatrici mister Marini. Indomabile in panchina anche mister Semioli. Qui la girata di Gueli un po' debole per impensierire De Marchi. Rinvio altissimo al centro del campo, Battaglioli per Accornero, pallone in avanti, Bauce insegue la sfera insieme a Capolupo, poi Tamburini prova a proteggere, qui esagera Capolupo, altro calcio di punizione e a rischio cartellino giallo Capolupo. Terzo fallo nel giro di penso 2 minuti e mezzo, abbastanza nervosa la 4. È chiaro che a 15 dalla fine può subentrare anche un po' di nervosismo, di frustrazione per il risultato, però è un 1-0 che sicuramente non dà grande sicurezza al Moncalieri, che ha fatto una bella partita sì, ma che ha segnato solo un gol, e quindi bisogna mantenere i nervi saldi. Lo sa mister Marini, che sta provando a richiamare Capolupo in ogni modo. Qui spalla a spalla regolare, intervento di Miglio, che poi ottiene una rimessa laterale. K con le mani allontana la difesa del Moncalieri. Poeta in pressione su Ceppari, poi Miglio porta a spasso il pallone, c'è calcio di punizione, fallo irregolare ai danni di Miglio. E allora K, vediamo se sarà lei a battere con i piedi. Calcio di punizione sulla tre quarti. Sarà Aversa ad andare con il destro, sicuramente nel mezzo. Tutto l'attacco dell'Orobica sulla linea dell'area di rigore, pallone nel mezzo, l'uscita sicura di Milone, che ovviamente si prende gli applausi della propria tifoseria. È un'uscita per dare sicurezza alla propria squadra. E allora Milone con i piedi. In qualche modo allontana Oxai. A Cornero, a destra, pallone nel mezzo, Ceppari riesce a stoppare, tiene ancora il pallone, poi lo consegna a Gueli. Gueli, pallone a sinistra per la 21, palla ancora in gioco. A Cornero, ha mancato l'attimo per andare in porta. Adesso vicino alla bandierina, ultima a toccare è Aversa, e dunque rimessa laterale. Battaglioli con le mani. Gueli cerca il calcio d'angolo, lo trova. Corner in favore del Moncalieri. Inquadrata Alessia Accornero, subentrata al 70esimo. Poco fa grande occasione per lei. Gueli in mezzo, secondo palo, De Marchi tocca, una gran confusione nell'area piccola, contatto, si gioca, e allora De Vecchis prova a uscire palla al piede, viene fermato il gioco però perché c'è
un scontro di gioco con Petroz che ha subito un colpo alla testa e dunque gioco fermo. Sembra nulla di grave. Petroz che si rialza. Gioco fermato dal direttore di gara. Adesso riprende quando siamo entrati negli ultimi 9 minuti di gioco, più recupero ovviamente. A vuoto qui Devoto, poi insieme alla propria collega di reparto riesce comunque a tenere il pallone. Miglionico qui non benissimo nella gestione della sfera, rimessa laterale già battuta dalla Robica. Poeta di prima intenzione centralmente, Ciainese intuisce tutto, poi controlla, ancora Ciainese, uno sguardo avanti, imbuca dalle parti di Miglionico, poi Cepari lì davanti, deve correre spalla a spalla con Oxai. Cepari l'ultima a toccare, rimessa dal fondo. Altro possesso. Vi ricordo di scaricare l'applicazione Play LND, risultati, classifiche, news, promozioni, tutto sulla Lega Nazionale Dilettanti, e ovviamente di seguire i nostri social Lega Dilettanti su Instagram e tutti su Facebook, insomma, e tutti i social media. Ed ovviamente per tutte le news potete cliccare su internet il sito della Lega Nazionale Dilettanti, Dipartimento Femminile, dove potrete leggere insomma tutte le news e tutti gli approfondimenti su quello che è il mondo del calcio femminile dilettantistico. Qui serie di rimbalzi, poi allontana la palla Petroz, gestisce con un tunnel, prova ad uscire in maniera elegante qui Aversa, anzi K, pardon, c'è una giocatrice a terra con i crampi. Qui staff medico in campo, ne approfitta ovviamente anche il Moncalieri per rinfrescarsi. Gioco fermo. Problema di crampi, chiaramente il caldo non aiuta le giocatrici. In un Francesca Gianni qui a Roma oggi davvero gremito per queste finalissime. Vi ricordiamo ovviamente, ma sono sicuro che lo sapete già, l'appuntamento delle 15:30 a Catania sul Tirol, altra finalissima di questa doppio appuntamento. La prima del girone D contro la seconda del girone B. Sud Tirol che grazie al 3-1 sul Gatteo Mare ha conquistato questa finale. Al Catania è bastato un 1-0 in casa per agguantare la finalissima. Gli altri risultati li sapete già. Moncalieri che ha battuto Sanitana 2-0 in semifinale. Orobica 0-0 con la nuova Alba, passata per il miglior posizionamento. C'è il cambio dunque dentro. Filippo prende il posto di Zannini, che ha dato tantissimo a questa gara, tanta quantità, pochi palloni in realtà giocabili per lei. Dunque fuori Zannini, dentro al suo posto Marta Filippo. Allora, altro peso lì davanti in attacco. Formazione bergamasca chiaramente proiettata interamente all'attacco. K con le mani. De Vecchis tocca per Capolupo. In qualche modo Capolupo respinge, poi Miglio prova a tenere in avanti il pallone. K qui deve tenere a bada Battaglioli, che scappa via, messa giù, calcio di punizione con De Vecchis che va a vuoto. Ottima in smarcatura Battaglioli, insomma playmaker dai piedi buoni, che è anche molto rapida sia in impostazione che nei movimenti. Pallone proprio per la 8. Allora Battaglioli per Gueli, non può arrivare al numero 10, adesso anche un po' di stanchezza. La solita Oxai ad andare dal fondo. Battaglioli con la testa, allunga in avanti,
K respinge, poi a Cornero in qualche modo Xai tiene tutti in gioco, aspetta De Marchi, le serve il pallone con la testa. De Marchi. Qui in avanti Poeta, non trova nessuno, difesa del Moncalieri che preferisce gettar via il pallone. Con la testa Poeta, poi Capolupo. Miglio, ancora Miglio, cerca la via centrale, Miglio in mezzo a due, le supera, poi Miglio va direttamente in porta. C'è tutto il tempo per Milone per sistemarsi, coordinarsi e bloccare a terra il pallone. 1-0. Ultimi 4 minuti e mezzo a disposizione delle formazioni più recupero. Adesso rinvio che arriva direttamente tra i piedi di Gueli. Raddoppiata, pallone sul fondo. Altro possesso per l'Orobica. Oxai. Protegge Filippo, poi alla meglio Miglionico. A Cornero centralmente, intercetta Poeta, poi scarica. Allontana ancora la difesa del Moncalieri. K. Sbaglia il rinvio, schermata da Gueli che poi protegge il pallone. Gueli prova ad andare sul fondo. Gueli, qui forse un calcio di punizione. No, tutto regolare, palla che termina sul fondo. Con il fisico Xai ha conquistato una miglior posizione, poi palla che è terminata direttamente oltre la linea di fondo. Dunque K, pallone già giocato in avanti. Qui un colpo, rimane a terra Capolupo, ma si gioca. Dunque Aversa non riesce a gestire il pallone, Miglionico sì. Prova a usare la velocità Miglionico, non gli riesce su Filippo. Altro campanile. Con la testa Correale. Poi il pressing fortissimo qui da parte di Accornero. Con la testa spizzata per l'inserimento di Bauce. Ancora Battaglioli. K. Bauce raddoppiata, si gioca Battaglioli, rinvia non benissimo, allora K. Uno sguardo in mezzo, poi prova a girarsi, il tiro da parte di Miglio. Qui altra conclusione, altra parata di una puntualissima Milone. Ciainese, Battaglioli chiedeva l'1-2, Battaglioli va a sinistra da Gueli, di prima intenzione cambia totalmente fascia. Miglionico dentro l'area, Miglionico col destro, spara alta la 16. Buona occasione qui per il Moncalieri, ma è chiaro che mister Semioli sta pensando a proteggere questo 1-0. Qui Battaglioli a vuoto, c'è spazio per la corsa di Capolupo. Ancora Capolupo, punta la propria avversaria, raddoppiata. Capolupo, addirittura triplicata, prova a avvicinarsi vicino alla bandierina. Qui portata fuori e dunque rimessa laterale in favore proprio dell'Orobica. Si propone K, la palla è per De Vecchis, pardon. Poi qui pallone messo nel mezzo, schermato, dunque corner quando siamo già entrati nel 90° minuto. Vediamo, verrà concesso recupero sicuramente considerando il cooling break. Corner per l'Orobica, 6 giocatrici bergamasche nell'area, pallone sul primo palo, Milone fa un miracolo, la palla rimane lì,
non riesce a trovare la porta Miglio da 2 passi. Grande occasione qui per l'Orobica, questo tiro cross dalla bandierina da parte di De Vecchis. Adesso altro pallone scodellato in avanti, tocca quanto basta Devoto per far arrivare il pallone tra le mani di Milone, e dunque recupero, 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero. Miglionico prova a scasare sul lato di destra, ancora Miglionico, supera una avversaria, poi non riesce a superare però Visani. Allora Oksai, pallone ancora in campo, non più. Rimessa laterale in favore del Moncalieri, 5 minuti di recupero, dicevamo. Vediamo come li gestirà il Moncalieri, qui imbucata per nessuno però. Quella di Gueli, e dunque Oksai gioca corto per K, nessuno a dare una mano alla 15 che dunque va centralmente. Qui si gira benissimo Miglio, poi imbuca, occhio, deve uscire Milone fuori dalla propria area con Filippo che aveva preso il tempo alla difesa del Moncalieri. Oksai, K, poi Poeta di prima intenzione, pallone spizzato, è regolare la posizione di Filippo, poi Capolupo insiste, ancora Capolupo, spazza via il pallone Devoto. Poeta con la testa, ribadisce in avanti. Orobica che adesso con il cuore sta cercando disperatamente il gol del pari. Poeta con la testa. Miglionico mette giù il pallone, lo manda più avanti possibile, è giocabile per Gueli. Arriva prima Oksai che tiene il pallone in campo. Prima ad arrivare Ceppari, ancora Ceppari. Uno sguardo dall'altro lato dove Miglionico chiede il pallone, si va a sinistra da Gueli. Forse ultima a toccare, la palla non è uscita però. Poi qui gestisce malissimo il pallone l'Orobica in ripartenza. Rimessa laterale per Moncalieri con Battaglioli che senza troppa fretta cerca una compagna. Rimessa laterale in favore stavolta dell'Orobica Bergamo. Mentre il sole si fa sempre più cocente qui alla Francesca Gianni, sarà il sole, sarà soprattutto l'atmosfera. Tensione alle stelle in questo finale. Visani, Oksai, uno sguardo avanti, preferisce andare da De Vecchis. Capolupo aspetta una compagna. Poeta di prima intenzione, spalle alla porta, prova a girarsi Miglio, non benissimo però. Allora Battaglioli per Ceppari, cade giù, non c'è fallo, pallone giocabile. Bauce dentro per Miglio, c'è anche Filippo, anticipata Milone, corner concesso dal Moncalieri, non si è fidata del proprio portiere Correale e dunque calcio d'angolo. Praticamente volati via i primi 4 minuti dei 5 di recupero concessi e dunque questa può essere una delle ultime occasioni per l'Orobica. Pallone nel mezzo, allontana la difesa piemontese, insiste l'Orobica, poi tentativo maldestro quello di Aversa. Milone tiene la sfera, ultimo giro di lancette, il Moncalieri che vede la Serie B. Oksai prova a gestire il rimbalzo, la pressione di una Gueli sfinita. De Marchi un po' alla cieca, Battaglioli non arriva, poi De Vecchis prova ad affondare il colpo, tanta corsa, tanta grinta per la 10. De Vecchis chiede palla a Capolupo, la palla arriva per la 4, posizione regolare. K
sul secondo palo. Pallone che rimane al centro, allontana Ceppari, adesso anche difensore. Visani. Palla che rimane lì, prova a girarsi Filippo, poi non c'è più tempo, fischia il direttore di gara. Il Moncalieri vince 1-0 sull'Orobica e dunque vola in Serie B. Batte l'Orobica, un'Orobica che ha dato tanto, ha dato tutto in questa finalissima, ma la prima promossa di questa stagione è il Moncalieri. L'abbraccio, le lacrime qui di una sfinita Ceppari e l'abbraccio di tutte le ragazze, Mellano, Repetti. È stata una grande stagione quella delle ragazze di Semioli, onore ovviamente all'Orobica che anche oggi ha dato tutto e ha dimostrato di essere una squadra che meritava la promozione in Serie B, ma alla fine lo sport è anche questo. In Serie B va il Moncalieri, Orobica che il prossimo anno giocherà ancora in Serie C. Noi andiamo un attimo in pausa perché scendiamo a bordo campo a seguire la festa da giù dal campo e sentire le protagoniste di questa prima finale. A tra poco. Già? Come ci mettiamo? Lo mette come prima più o meno? Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no. Vabbè, pure così. Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó.
Eccoci ancora in diretta con il presidente della Lega Serie B, Laura Tinari. Presidente, una nuova squadra che arriva, come avviene ogni anno, è il Moncalieri. Innanzitutto, se vuole dare un benvenuto a questa nuova società che arriva. Sì, complimenti al Moncalieri, guardava la Serie B già da un paio di stagioni, abbiamo visto una squadra combattiva e sicuramente pronta a fare questo salto di categoria importante, ma complimenti anche all'Orobica che non ha mai nascosto invece di voler tornare in Serie B, si è visto dal campo, due squadre che hanno meritato dopo un lungo campionato questo momento. La finale è sempre un momento pieno di entusiasmo e quando il salto di categoria è così grande, l'entusiasmo, le sensazioni, le emozioni sono sempre amplificate. Presidente, una piccola parentesi sulla sua Serie B. È una Serie B divertente, è una Serie B molto competitiva. Le chiedo se è soddisfatta della stagione che si è da poco conclusa, che si sta chiudendo. Assolutamente soddisfatta. La Serie B ha confermato anche quest'anno equilibrio, dinamismo e grande competizione fino a quasi il termine della stagione. Proprio domani celebreremo nell'evento B2B al CONI le protagoniste di questa stagione e siamo già pronti perché la stagione si programma con netto anticipo a partire dalla prossima, dopo ovviamente aver dato al termine della stagione di oggi il doppio benvenuto alle due promosse dalla Serie C. Presidente, io la ringrazio e ovviamente so che resterà con noi anche per la partita del pomeriggio. Sì, a dopo, grazie. Grazie Presidente. E allora siamo ancora in diretta dal Francesca Gianni, vediamo se avremo altri ospiti ai nostri microfoni mentre la festa continua qui al Francesca Gianni. È ovvio che la Serie B sta festeggiando in questo momento. Vedo Capitan Gueli che ci sta raggiungendo qui in postazione sfinita. Eccola, vieni cara, eccola Capitan Gueli ai nostri microfoni. Vai un attimo, saluto doveroso con i vari dirigenti che sono qui presenti. Eccoci. Un po' più indietro ti chiedo, grazie. Innanzitutto complimenti non solo per questa stagione, non solo per questa promozione, ma per la partita di oggi. Hai dato tantissimo a questa gara, in quell'1-0 c'è tanto del tuo lavoro. Sì, in realtà è una squadra che ha lottato sempre insieme e questa è stata la grande differenza degli altri anni, dove già eravamo un gruppo veramente unito e per qualche motivo non siamo mai riusciti a fare l'ultimo passo. Infatti voglio dedicare anche questa vittoria a tutte le compagne che ci sono state prima di questa stagione, un pezzettino è anche per loro. Assolutamente. Andiamo oltre la partita. Questo Moncalieri ha meritato la promozione, ma soprattutto l'ha dimostrato. La squadra che ha fatto più punti in tutti e 4 i gironi. Cosa pensi sia stato il segreto, quel quid in più che vi ha permesso di salire oggi? Ma il segreto è sognare, disegnare l'obiettivo e quando tu ce l'hai ben disegnato poi l'obiettivo arriva. Ci sono stati tantissimi sacrifici durante gli anni, questo è frutto di un cammino, per ottenere dei risultati non si può avere un ciclo di un anno, ne abbiamo fatta di strada, oggi ce la meritiamo questa vittoria. E l'anno prossimo? Ma oggi abbiamo vinto il campionato, ci godiamo questo momento, il futuro parlerà. Va bene, grazie. Lasciamo andare con altri ospiti. Grazie, complimenti ancora al capitano del Moncalieri Gueli che è stato con noi. Vedo anche Luca Maurina che ci raggiunge, il coordinatore del Consiglio del Dipartimento del Calcio Femminile. Ben trovato, ci ritroviamo dopo la settimana scorsa la Prosesto che ha vinto la Coppa Italia, oggi la prima vittoria in Serie B. Coordinatore, le voglio chiedere una cosa invece relativa al pubblico. Oggi un Gianni praticamente quasi tutto esaurito, ma allora questo calcio femminile funziona? Funziona, è rumoroso, ha fatto un tifo che sicuramente fa onore al prestigio di una finale. C'è stata quella partecipazione che ci si aspetta che venga data al calcio femminile e l'organizzazione che è stata messa a disposizione. Ringrazio il coordinatore dei grandi eventi Ezio Memmo perché
con la sua squadra ha reso possibile questa cosa, è la perfetta cornice di una finale che ha visto due squadre assolutamente di qualità, quindi i complimenti vanno a tutte e due le squadre, hanno fatto un campionato bellissimo, hanno fatto una finale assolutamente degna di questo evento e 528 partite, tante sono durate le partite del campionato, è giusto che abbiano questo tipo di evento, di epilogo. Oggi, questa mattina per questa finale e ovviamente ci ripeteremo anche nel pomeriggio. Ha anche lei l'impressione che ogni anno il livello si stia alzando, che questa Serie C, oggi abbiamo visto due squadre che giocavano da squadre già di Serie B oggettivamente? Insomma, è giusto, sono arrivati a delle finali, hanno fatto un percorso assolutamente di qualità, sono società assolutamente di qualità, Orobica e Moncalieri, ma anche le squadre che hanno affrontato nelle semifinali avevano questa caratura, quindi va benissimo. Ringrazio anche qui la Lega Nazionale Dilettanti nella persona del presidente Abete perché sta credendo a questa crescita, ci sta dando fiducia e noi dobbiamo ripagare questa fiducia con un livello e una partecipazione come quella di oggi. Coordinatore, grazie e avremo modo di sentirci anche pomeriggio. Grazie, anche a voi, grazie mille. Grazie coordinatore Morina che è stato con noi ai nostri microfoni, vediamo, arriva anche capitana Camila Uzqueda ai nostri microfoni, eccola, ciao Camila, benvenuta, grazie di essere con noi. Camila, è sempre brutto, no? Venire qua a parlare di una sconfitta, però io ti voglio dire che questo Bergamo, questa Orobica ha fatto 55 punti, ha fatto una stagione strepitosa. Lascio a te il microfono, cosa ti senti dire alle tue compagne che poi sicuramente riascolteranno? Niente, sono contenta, orgogliosa delle mie compagne, so che hanno lasciato tutto, che abbiamo fatto un bellissimo campionato, sono molto orgogliosa di loro. Ovviamente una finale così uno perde, ci ha toccato a noi, purtroppo abbiamo sprecato tantissime occasioni, tantissime, loro sono stati bravi in quella che hanno avuto, l'hanno fatto, complimenti a loro che salgono in B e a migliorare un po' l'attacco nostro, a approfittare di quelle occasioni, però va bene, adesso la testa calda. E niente, questo qua. Ti chiedo, per darti un po' imbeccata, capisco anche il momento, però questa Orobica era piena di giovani, è stato un bell'anno, che anno è stato? No, è stato molto bello, avevamo questo obiettivo, arrivare ai playoff, l'abbiamo fatto con quasi anticipo, diciamo, e in primo posto, arrivare ai playoff con, se non mi sbaglio, quasi a febbraio, che vuol dire tanto una squadra così giovane, perché veramente molto molto giovane, e hanno saputo dimostrare il livello che hanno, che è difficile perché esci da una primavera, così trovarti una prima squadra è difficile, sono state all'altezza, sono molto contenta per loro e niente adesso. Camila, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Grazie a Camilo Uzqueda che ci lascia. Non so se riusciamo con il tecnico del Moncalieri, forse Semioli, non lo so, vediamo se riusciamo, anche se chiaramente è già partita la festa ovviamente, vediamo se riusciamo a sentire Franco Semioli che chiaramente sta insomma festeggiando con le proprie giocatrici. È un grande risultato, è ovvio, quello del Moncalieri, una promozione fortemente voluta, una promozione voluta e ottenuta, quella del Moncalieri. Ci sono ovviamente spazio anche per le lacrime delle giocatrici dell'Orobica Bergamo, con Fragnito che insomma chiaramente sta piangendo in panchina, lacrime, gioia, è il normale. E anche il bello e il brutto dello sport. C'è mister Franco Semioli, ci giriamo ancora una volta per andare in mix zone con il tecnico Franco Semioli. Eccolo qui mister, eccoci, ti vedo sorridere, mi fa molto piacere ovviamente. Primo anno così, te l'aspettavi? No, l'ho detto nel prepartita, era impensabile una cosa del genere, un gruppo fantastico, uno staff fantastico. No, senza nulla togliere all'Orobica, penso che questa B la meritavamo veramente tantissimo. È il merito di queste ragazze che ci fanno sognare ogni giorno ed è ecco, vabbè, chiaramente
c'è la festa del mister Semioli con le sue ragazze, è giusto che sia così e ovviamente lasciamo anche un po' di spazio alla gioia, è giusto. Mister, oggi abbiamo visto diversi talenti, Gueli ha dato tanto, lì davanti Ceppari, c'è stata Mellano che ha dato tanto, poi è uscita, una su tutte è Repetti, ha fatto una grande partita, le chiedo se era la partita che le aveva chiesto. Ma Nai è partita a rilento quest'anno e poi piano piano si è presa al palcoscenico, quindi è una ragazza che ha qualità devastanti. Oggi ha messo il timbro sulla partita più importante, lei che non è abituata a fare tanti gol, quindi è una gioia indescrivibile, veramente. Grazie a tutti per questa giornata fantastica. Mister, grazie e complimenti, buona Serie B. Grazie mille, grazie, ciao. Salutiamo mister Franco Semioli, forse abbiamo anche Marianna Marini, sì. Arriva, tra poco inizieranno le premiazioni ufficiali, eccola qui mister Marini, eccoci un passo indietro, grazie. Mister, è sempre brutto parlare dopo che si perde una finale, però questo Orobica oggi esce a testa alta contro un Moncalieri molto forte, ha dimostrato che magari con le giuste occasioni si poteva anche vincere questa partita. Proprio sì, nel senso che già nel primo tempo abbiamo avuto 5-6 occasioni che potevano essere davvero il nostro di vantaggio o comunque il recupero della partita. Anche nel secondo tempo, soprattutto alla fine, quando siamo passati a 5 attaccanti, abbiamo provato il tutto per tutto, tante occasioni sotto porta, ma evidentemente la lucidità non c'è stata. Mister, forse è mancato quel quid in più sugli episodi, quella zampata finale, però oggettivamente mi piace parlare anche del percorso prima di andare alla premiazione. È un Orobica che ha fatto una stagione da grande squadra, un Orobica che ha vinto il suo girone. Se le chiedo una domanda banale, se è orgogliosa e felice delle sue ragazze e della sua stagione? Assolutamente sì, molto orgogliosa, le ragazze sono davvero tanto giovani, sono dispiaciuta più per loro che per me, che magari come società e come personalmente abbiamo fatto magari anche campionati superiori. Speravo che questo gruppo giovane potesse arrivare in Serie B per rimanere insieme e continuare, e mi auguro che comunque le ragazze capiscano che questo percorso che hanno fatto quest'anno è davvero importante. Mister, grazie e in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille, arrivederci. Grazie al tecnico della Orobica Bergamo. Siamo pronti con le premiazioni ufficiali, allora ci spostiamo anche noi fisicamente con la premiazione ufficiale. E allora tra poco verranno prima premiati i direttori di gara, poi l'Orobica Bergamo ed infine verrà premiata ovviamente la formazione promossa in Serie B. Ci sono ovviamente diverse cariche della Lega Nazionale Dilettanti e della FIGC oggi presenti per premiare i direttori di gara e le formazioni che hanno partecipato. Giancarlo Abete ovviamente, presidente della Lega Nazionale Dilettante, abbiamo sentito Laura Tinari, presidente della divisione Serie B femminile FIGC e anche vicepresidente del Comitato Regionale Abruzzo. Abbiamo visto anche Chiara Marchitelli, responsabile settore calcio femminile AIC, e Concezio Memmo, presidente del Comitato Regionale Abruzzo, insieme ovviamente a Luca Maurina, che abbiamo sentito, Patrizia Cottini, segretario del Dipartimento Calcio Femminile, Giada Di Camillo, consigliere del Dipartimento Calcio Femminile, e Alba Leonelli, responsabile regionale Calcio Femminile, Comitato Regionale del Lazio. E dunque eccola l'Orobica che si presenta sul podio, medaglia d'argento ovviamente per le ragazze dell'Orobica, che vengono comunque premiate per una stagione che le ha viste protagoniste. Le ragazze di mister Marini hanno vinto il proprio girone, quello del girone B, hanno vinto un girone con 55 punti, pensate, davanti a loro solo l'Orobica in termini di punti realizzati, davanti ovviamente alle altre capoliste Gatteo, Amare e Catania. C'è premiata anche il tecnico Marini, premiata Visani, e adesso dopo la premiazione dell'Orobica Bergamo
Pare che tocchi ovviamente ai direttori di gara. Vediamo, vengono accolti con l'applauso da parte del Moncalieri, dunque premiati i direttori di gara, devo dire in maniera onesta che è stata una grande direzione da parte dei direttori di gara. Un'ottima partita diretta in modo esemplare. E allora eccoli sul podio insieme a Patrizia Cottini. Vengono premiati i direttori di gara Cornel Pal, Baciu e Fedale. Questa la direzione di gara. Sezione di Roma 1 il direttore dell'incontro, mentre gli assistenti della sezione di Tivoli. Dunque premiati i direttori di gara. Adesso è il momento del Moncalieri. Dunque Moncalieri che si sta posizionando per la premiazione. Qualche attimo. Allora eccole le ragazze del Moncalieri guidate da Milone, una grande partita, Miglionico subentrata, altra grande talento della rappresentativa della Lega Nazionale Dilettanti. Repetti, la ragazza che ha sbloccato e ha deciso questa partita, una partita meravigliosa, quella della 19. E poi ancora tutte le ragazze del presidente Landolfi, eccole Miglionico, Correale, che vanno a prendersi la medaglia e vanno a prendersi il podio. Queste ragazze che il prossimo anno avranno diritto a giocare nella Serie B, la cadetteria del calcio femminile. Ed ancora Battiglioni, grande partita per lei, la numero 8 ha giocato in mediano, una partita superba. Ed eccola anche Ciainese, la numero 6, davvero ottima in fase di impostazione, sempre presente e puntuale dove bisognava coprire. C'è spazio ovviamente per tutte le ragazze, anche quelle che quest'oggi non hanno visto il campo, ma che comunque hanno fatto parte di questo percorso infinito. 56 punti conquistati nel girone A, un girone A dominato a tutti gli effetti. E poi la semifinale, quello 0-0. Della semifinale. E poi, anzi pardon, il 2-0 sulla Salernitana in semifinale. E poi eccola tutta la dirigenza, lo staff di mister Semioli, staff che viene premiato anche
E dunque il Moncalieri che vince la Serie B, ha alzato il trofeo al cielo. Capitan Gueli insieme a tutto lo staff, al presidente, al direttore Catalano. È una Serie B che dunque viene conquistata dalle ragazze di Seimioli. E con queste immagini io vi ringrazio e vi rimando alla partita delle ore 15:30 Catania Sud Tirol, un altro posto per la Serie B 2026-2027. Da Giovanni Sairi è tutto, ringrazio Andrea Puleo in regia. Ci ritroviamo oggi pomeriggio per la seconda finale, sempre sui canali della Lega Nazionale Dilettanti.